Quante volte abbiamo perso contro dei gambetti, eppure sappiamo che un pedone è un pedone. Crediamo anche nel materiale. Ecco, a volte giochiamo contro dei tirapacchi che giocano aperture ambiziose ma senza fondamento posizionale e non sappiamo la ricetta. Per questo ho cercato di ripercorrere alcuni dei gambetti più popolari, alcuni dei gambetti più fastidiosi e ho cercato di insegnare in modo semplice l'antidoto. Allora, ho selezionato dei gambetti che potrete trovare anche sempre in alcuni casi, giocando da nero o da bianco. Per esempio, il primo gambetto preso in considerazione, il Black Mardimers Gambit, è quando il bianco gioca D4, perché ora le uniche due mosse decenti per il nero sono cavallo F6 o D5, non ci sono altre mosse decenti. E ora se giochiamo D5 ci possono giocare E4. Dobbiamo accettare il pedone, ora ci attaccano il pedone in E4, lo difendiamo, giocano F3. Su e per F3 possono anche sacrificare un altro pedone, non riprendendo subito in F3, ma anche, oppure possono giocare donna per, che sacrifica il pedone in D4. Questo è il gambetto Walking, The Walking's Gambit. Ma anche cavallo per F3 è interessantissima, con l'idea di giocare alfiere C4, arrocco, cavallo E5, aggredirci sulla colonna F semiaperta per il bianco. Questo può sembrare pericolosissimo, ma in realtà sta meglio il nero, studiando appunto l'antidoto che ho presentato. Nessun giocatore che voglia giocare una mossa intelligente contro D4 potrà scappare, perché ripeto, anche chi gioca cavallo F6, chi gioca D5 si imbatte subito nel gambetto Black Mardimer. Chi gioca cavallo F6 dopo cavallo C3 deve giocare D5, perché sennò ci giocano E4 su altre mosse, e dopo D5, ok, il bianco potrebbe giocare in modo più tranquillo giocando alfiere F4, un Jobava System che non è un problema, ma può giocare questo gambetto e dobbiamo per forza sapere come giocare, perché sennò veniamo schiacciati, veniamo travolti dall'impeto, no, dello sviluppo del bianco. Quindi questo è uno dei primi gambetti. In più, per i giocatori da siciliana ho presentato il gambetto Morra. Il gambetto Morra è un gambetto apparentemente fastidiosissimo, dove il bianco si sviluppa. L'idea del bianco è giocare cavallo F3, alfiere C4, arrocco corto, donna E2, torre D1, spingere in E5 entrando in contatto a volte con il pedone in D6. C'è un compenso sia di lungo termine sia di breve termine. Eppure anche qui vedremo che con un sistema di sviluppo adeguato, con il sistema di sviluppo adeguato il nero sta meglio. Anche qua vedrete la ricetta per confutare questo gambetto e avere anche più della parità. Questo gambetto addirittura è uno dei più facili se il nero sa cosa fare, però appunto bisogna sapere dove mettere i pezzi. Infine, oltre a questi gambetti, ho preso per esempio in considerazione anche dei gambetti da bianco, per esempio, per chi gioca, sia per chi gioca E4 sia per chi gioca D4. Per chi gioca E4 e dopo E5, cavallo F3 è la mossa più giocata, l'unica per lottare per il vantaggio probabilmente. Oltre alla mossa cavallo C6 ci sono altre mosse, come per esempio il gambetto lettone o anche il controgambetto greco, perché in realtà era stata giocata era già stato giocato già da Greco nel 1600. È interessantissimo. Su per F5 vogliono prenderci il centro con E4, e anche qui per esempio se il bianco non sa la teoria, il bianco alle prime armi potrebbe perdere velocemente. Anche qui è utile sapere la confutazione, la ricetta che confuta questo gambetto, perché questo gambetto perde, e studiando le analisi si potrà vedere come il bianco ottiene un vantaggio decisivo. Per chi gioca D4 ho voluto prendere in considerazione innanzitutto di Englund's Gambit, il gambetto Englund, che è E5 alla prima mossa, perché noi prendiamo il pedone e il nero gioca a cavallo C6. Ora se difendiamo il pedone il nero ha tanti modi, può giocare in stile gambetto, F6, con l'idea di svilupparsi, o giocare D6 con l'idea di accumulare tantissimo sviluppo, puoi giocare magari in questo modo, arroccare lungo. E altre mosse per il nero sono provare a recuperare subito il pedone. Anche qui il bianco non ha da preoccuparsi, perché in tutti questi casi il bianco ottiene un grande vantaggio, un vantaggio schiacciante, ma ancora è importante sapere cosa fare. Questo gambetto penso che viene confutato appunto dalle analisi che verranno spiegate nel videocorso.
Un altro gambetto che ho presentato è il gambetto Budapest dopo D4 cavallo F6, C4, la mossa migliore, la partita di donna per giocare per il vantaggio, e 5. A questo punto il bianco deve prendere il pedone, qua c'è il gambetto Budapest vero e proprio, cavallo G4, dove il nero vorrà recuperare il pedone e anche attaccare F2, con controgioco pericoloso. Ci sono anche vari siti, vari canali di YouTube che consigliano questo gambetto, ma in realtà è scorretto. Io penso che bisogna giocare bene, non bisogna tirare pacchi, perché poi l'avversario para i pacchi, sa come giocare, sta meglio, e noi dovremo sapere appunto quindi contro chi si è preparato questo gambetto come vincere, come ottenere un vantaggio di schiacciante nell'apertura, a volte anche magari ridando del materiale. Infine ho preso in considerazione anche il vecchio ma anche moderno gambetto Faja-Rowitz, dove il nero mette un cavallo al centro in E4, vuole giocare donna H4, alfiere B4, svilupparsi con B6, alfiere B7. Anche qui penso che questo gambetto è praticamente confutato, il bianco ottiene un vantaggio incredibile. Questi gambetti sono importantissimi sia per chi gioca D4, sia per chi gioca E4, sia anche per chi gioca per esempio contro E4 la siciliana, ma anche per tutti i giocatori, perché se si giocano D4, dopo D5 ci possono giocare sempre, o anche dopo cavallo F6, cavallo C3, D5, unica per non stare peggio, ci possono giocare il gambetto Black Mardiemer. Quindi è assolutamente, secondo me questo corso potrebbe essere un tassello indispensabile nella crescita di ogni giocatore, e lo raccomando vivamente, perché probabilmente iniziare già con un bel vantaggio in apertura, accettando i gambetti e poi sapendo bene come svilupparsi, come andare a stare meglio, magari anche accumulando tempo sull'orologio, sicuramente sarà utile per aumentare la percentuale delle vostre vittorie.